Un cordiale saluto a voi tutti amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il meteo. La discesa di una goccia fredda in pieno oceano favorirà la rimonta di un'alta pressione che ci donerà buona parte del fine settimana con il sole e con un rialzo termico. Tuttavia questa goccia fredda tenderà abbastanza rapidamente a spostarsi verso levante. In effetti con la mappa qui a fianco a me circa 5500 metri potete notare in corrispondenza della Francia come un cerchietto. Si tratta appunto di questa goccia fredda che alla volta di domenica si avvicinerà nel nostro territorio, quindi possiamo formalizzare in tal senso le previsioni dicendo che venerdì il tempo sarà abbastanza tranquillo, qualche addensamento pomeridiano sui monti ove non escludiamo degli acquazzoni, temperature calde attorno anche a 28 gradi sulle aree pianeggianti. Sabato arriveremo anche a 29 gradi, ci sarà sole, sempre qualche addensamento sulle zone montuose ove non escludiamo qualche locale acquazzone, mentre alla volta di domenica appunto la suddetta goccia fredda si avvicinerà a noi, quindi dopo una mattinata tranquilla e parte di pomeriggio tranquillo arriveranno nuove nubi che potrebbero portare dei temporali nel corso del pomeriggio sera. Adesso sarà un attimo da definire l'ora esatta con quale arriveranno e porteranno un nuovo calo delle temperature, seppur non intenso, e nuova variabilità all'inizio della prossima settimana. Con ora concluso, auguro a voi tutti un sereno ed estivo fine settimana e per quanto riguarda questa trasmissione ci vediamo all'inizio della prossima.